Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Come tutte le settimane presentiamo un prodotto DOP e IGP del Veneto. È dato il periodo autunnale, in questo periodo ci stiamo occupando dei marroni e nel Veneto ci sono ben 3 denominazioni. Abbiamo già visto i marroni di San Zeno di Montagna in provincia di Verona. Quest'oggi invece incontreremo i marroni del Monfenera IGP e la prossima settimana vedremo quelli di Combay. Siamo in collegamento proprio per questo motivo con il presidente del consorzio di tutela dei marroni del Monfenera, Lucio Bresolin. Grazie Presidente per essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Presidente, riusciamo a collocare geograficamente il Monfenera e l'area di produzione dei marroni? Sì, allora sostanzialmente è tutta la pedemontana del Grappa, da Pederoba a Borso, il Montello e i Colli Asolani. Bene, adesso noi ci vediamo una scheda tecnica che inquadra il prodotto, i marroni del Monfenera IGP e poi ci risentiamo. Prego regia. I marroni del Monfenera IGP sono prodotti nei territori di alcuni comuni dell'Alta Provincia di Treviso, caratterizzati da condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli alla coltivazione del castagno, con limitate gelate primaverili e abbondanti precipitazioni medie annue, che conferiscono la giusta acidità al terreno, requisiti che si rivelano fondamentali per le peculiari qualità di questo frutto. La storia della castanicoltura in quest'area inizia nel periodo medievale. Lo testimonia un atto risalente al 1351 che regolava la raccolta delle castagne e l'utilizzo del bosco tra i capifamiglia. La cura dei castagneti in questo territorio è avvalorata anche da fonti notarili della stessa epoca, costituite da atti che contrastavano i tagli abusivi dei castagneti o denunciavano la presenza di animali da pascolo fuori stagione, che rischiavano di compromettere la raccolta. Nella prima metà dell'Ottocento, sotto il dominio dell'impero asburgico, la castanicoltura attraversa probabilmente il suo momento storico migliore, suscitando un grande interesse di carattere agricolo ed economico. Da metà settembre a metà novembre, secondo la maggiore o minore precocità, i frutti caduti a terra vengono raccolti a mano o tramite l'utilizzo di macchine. Vengono poi sottoposti a cernita manuale e successivamente a pulizia e calibratura. Nel caso in cui una quantità di prodotto non sia immessa sul mercato entro 48 ore dalla raccolta, è necessario sottoporla alla novena, metodo dalle origini antiche che garantisce la naturalità del prodotto commercializzato, che consiste nell'immergere i marroni in acqua a temperatura ambiente, entro poche ore dalla raccolta, per un massimo di 9 giorni. Cambiando l'acqua ogni 2 giorni, per poi asciugarli in apposite macchine. Dopo la novena, i frutti possono essere conservati allo stato fresco per un massimo di 3 mesi. I marroni del Monfenera IGP hanno forma prevalentemente ovoidale e colore marrone brillante, con striature scure. La polpa è di color nocciola tendente al giallo paglierino, di consistenza pastoso-farinosa e dal sapore molto dolce. Oltre che per le tradizionali caldarroste, questi frutti possono essere utilizzati per numerose preparazioni culinarie, dai primi piatti ai dessert. I marroni del Monfenera IGP sono ottimi anche semplicemente lessati o trasformati in farine o salse. Bolliti e passati possono costituire l'impasto per biscotti, con rum e uova, cosparsi poi di mandorle o zucchero, oppure per budini e soufflé. Rientriamo in studio, stiamo in collegamento con Lucio Bresolin, che è il presidente del consorzio di tutela dei marroni del Monfenera IGP, e quest'oggi parleremo proprio di questo straordinario prodotto della nostra pedemontana, che ha alle spalle anche una lunga storia, come abbiamo visto dalla scheda. Presidente, quanti quintali, quanto prodotto si fa ogni anno, mediamente? Allora, la media è piuttosto complessa perché gli anni cambiano molto come produzione. Comunque, diciamo che siamo intorno ai 400 quintali l'anno. E quest'anno com'è andata? Come si presenta? Quest'anno sta andando abbastanza magra, nel senso che vediamo che alcune zone stanno producendo molto poco.
E questo a causa di cosa? Ma riteniamo sia dovuto prevalentemente a una stagione piuttosto secca. E Quindi poche piogge, poco prodotto. attualmente abbiamo poco prodotto e anche abbastanza bacato, per cui siamo costretti a fare una selezione molto accurata. Per cui immagino che il prezzo sia andato alle stelle, Attualmente lo stiamo proponendo fondamentalmente allo stesso prezzo dello scorso anno. ovvero Io le posso dare soltanto i dati del mercato, diciamo all'ingrosso, che varia un po' anche in funzione della pezzatura. Diciamo che siamo mediamente sui 6 euro al chilo. ho capito. Dov'è che va a finire tutto questo prodotto? Allora, noi abbiamo una festa importante qui in paese che però per ragioni Covid in questi 2 anni non sta lavorando. Comunque quest'anno ci sarà una piccola festa, un paio di domeniche, che ci consuma un po' di prodotto. Poi il resto va prevalentemente sui mercati, Treviso, Padova e grande distribuzione. E senta, che le chiedo, che differenza passa sotto il profilo varietale tra i marroni di Combay e quelli del Monfenera? Beh, sono sostanzialmente lo stesso cultivar. Ho capito, però l'Unione Europea ha riconosciuto due IGP diverse e quindi abbiamo i marroni di Combay IGP e i marroni del Monfenera IGP. Da che anno voi avete ricevuto questo riconoscimento? Dal 2009. Del 2009. E senta, in passato ci sono stati grossi problemi di carattere sanitario che hanno investito i castagni della nostra pedemontana. Questi problemi sono stati risolti? Sì, diciamo che il problema prevalente è stato un cinipide, una vespa cinipide, che ha portato quasi all'azzeramento della produzione. Grazie all'introduzione del parassitoide i problemi sono stati sostanzialmente risolti. C'è ancora la presenza di questo infestante, però è sotto controllo, diciamo, si è formato un equilibrio. E senta, questa attività in passato è stata condotta assieme a istituti di ricerca, all'università, con chi è stata portata avanti? L'università con i servizi forestali, prevalentemente. Presidente, credo che non sia possibile conoscere, o perlomeno me lo dica lei, il numero di castagni in produzione, però so che voi state facendo un lavoro di georeferenziazione. Sì, è piuttosto difficile sapere quanti. Uno perché non tutti i proprietari si riferiscono all'associazione. Un lavoro di georeferenziazione l'abbiamo iniziato con delle potature finanziate, per cui ogni pianta è stata appunto georeferenziata. È un lavoro assolutamente immane, che porteremo avanti un po' alla volta, insomma. Bene, Presidente, abbiamo concluso e il nostro tempo a disposizione, tante altre cose ci sarebbero da dire, ma il nostro format è questo, di questa durata. Ringraziamo Lucio Bresolin, che è il Presidente del Consorzio Tutela dei Marroni del Monfenera IGP, per essere stato nostro ospite quest'oggi, e noi invece ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un arrivederci a tutti.